Il 14 luglio del 1942 Pierpaolo Pasolini pubblicava a spese proprie alla libreria antiquaria Mario Landi di Bologna la sua prima raccolta Poesie a Casarsa. Oggi, a 77 anni di distanza, il libro ritorna nelle librerie grazie al centro studi Pierpaolo Pasolini. Ieri sera in molti hanno voluto partecipare alla presentazione pubblica della nuova edizione avvenuta a Palazzo Burovic a Casarsa. La cerimonia è stata anche occasione per consegnare il premio di laurea Pierpaolo Pasolini a due giovani studenti, per noi Marianna Maiorino. Lui me le leggeva, dopo averle scritte mi leggeva e io ero sublimamente proiettato nel mondo poetico. Un mondo poetico nel quale Pierpaolo Pasolini ha iniziato a far entrare molti lettori già con il suo primo lavoro, Poesie a Casarsa, testo considerato tra i più rari e leggendari del Novecento italiano e che il centro studi Pierpaolo Pasolini di Casarsa ha deciso di ristampare. Per chi ama la poesia di Pasolini, per chi ne conosce la storia, da tempo si sentiva l'esigenza di riproporre questo libro nella sua forma originaria, proprio perché conserva i tratti di un esordio assolutamente sorprendente. Quando un giovane poeta ancora cercava il linguaggio specifico per la propria espressione, e dopo molti esperimenti nella lingua poetica italiana di quel tempo, a un certo punto ebbe l'intuizione di utilizzare per esprimere il suo mondo interiore la lingua di una piccola comunità contadina qual era quella di Casarsa in quegli anni. Poesie a Casarsa è stato pubblicato da Ronzani Editori in due edizioni, una tipografica e una in facsimile. Quest'ultima riproduce il libro tale e quale, con i minimi dettagli e le imperfezioni originarie. A guidare il lettore nell'officina poetica di Pasolini, il saggio Il primo libro di Pasolini. C'era l'esigenza di accompagnare con un libro esplicativo la storia di questo libro, di questa raccolta poetica, e documentarla anche con delle riproduzioni di autografi che sono conservati sia presso il centro studi Pierpaolo Pasolini di Casarsa sia presso l'archivio contemporaneo del gabinetto Vieste di Firenze. Durante la cerimonia è stato consegnato a due giovani studenti, Emanuele Bucci dell'Università La Sapienza di Roma e Daria Bardellotto dell'Università di Poitiers, Parigi, il premio Tesi di laurea Pierpaolo Pasolini. È la prima volta che ricevo un premio per i miei studi. È una bella sensazione, una bella soddisfazione, sicuramente è un'esortazione, un incoraggiamento ad andare avanti. Anche per me è bello avere un riconoscimento quando si passa tanto tempo a studiare un autore e le sue opere.